Ottobre 1963, sono le 22:39. Dalle pendici settentrionali del Monte Toc, oltre 270 milioni di metri cubi di roccia e detriti si staccano dal monte e precipitano nel bacino sottostante, creando una fortissima scossa di terremoto accompagnata da un boato senza precedenti. In un attimo il lago fu svuotato, una massa d'acqua si alzò per più di 200 metri, creando un cortocircuito che illuminò a giorno tutta la vallata, per poi lasciarla nel buio più totale. La frana creò due ondate di 50 milioni di metri cubi di acqua e detriti. La prima fu spinta a monte verso Erto e Casso. La seconda si abbatté sulla diga, scavalcandola. L'ondata, strozzata dalla stretta gola del Vajont, fece assumere una velocità impressionante alla massa d'acqua. Allo sbocco della valle l'ondata era alta oltre 100 metri e produsse un vento sempre più forte che portava all'interno milioni di microdetriti che al contatto della pelle avevano la stessa efficacia dell'acido muriatico. L'ondata poi colpì con inaudita violenza Longarone e tutte le piccole frazioni vicine. 2018 morti e chissà quanti altri morti nell'anima hanno saputo infliggere l'egoismo umano. Sì, perché la tragedia più potente del mondo non è stata causata dalla natura. La tragedia del Vajont è stata confezionata dall'uomo. Erano le 10:39 del 9 ottobre del 1963. Benvenuti in studio amici e gentili telespettatori di O Bianco o Nero. Come avete capito dalla copertina, questa sera ci occuperemo del disastro più importante che ha colpito la nostra nazione il 9 ottobre del 1963. Lo faremo in compagnia di un caro amico, oltre che essere sindaco di Erto e Casso, Luciano Pezzin, grazie per essere con noi. Roberto Padrin, sindaco di Longarone, grazie. E come al solito Francesca Baggio, la nostra psicoterapeuta, perché parleremo anche di questo avvenimento che fa accapponare un po' la pelle. Pensare che forse l'11 settembre in qualche maniera l'Italia lo ha confezionato prima e per certi versi è ancora maggiore come strage, ma ne parleremo tra poco con i nostri amici. Insomma, Luciano, quando ti ho chiamato e detto oggi a un giorno di distanza, tornando indietro di 48 anni, volevo fare questa trasmissione. Adesso avremo un contributo di Mauro Corona che ci spiegherà un po' dalla sua parte, dal suo mondo, come vorrebbe vedere questa bellissima terra che è Erto e Casso, ma soprattutto credo che i dati sono quelli del disastro più importante in Italia, se non al mondo. Sì, se pensiamo che l'UNESCO nella seduta di Parigi del gennaio 2008 ha dichiarato che la più grande catastrofe dell'umanità causata dall'uomo è stato il disastro del Vajont. Non poco. Sindaco, Padrin. E Longarone è stata quella che ha avuto più vittime di tutte. Sulla copertina abbiamo detto 2018 morti, forse erroneamente perché lei mi diceva che sono 1910, però non andiamo a vedere le vittime. Io credo che sul Vajont ci sia una confusione ancora esagerata. E purtroppo è questo uno dei grandi problemi, se pensiamo che anche nei giorni scorsi il giornalista, una delle penne più importanti della storia del giornalismo italiano, Giorgio Bocca, l'ha definita un disastro naturale. Quindi la confusione è veramente tanta e se poi lanciamo anche dei messaggi del genere così fuorvianti creiamo ulteriore confusione e non diciamo quella che
quella che è stata la realtà del Vajont. Ma a chi giova tutto ciò? Perché io voglio dire, o siamo stupidi in Italia e tutti gli italiani sono stupidi, oppure abbiamo dei media che in qualche maniera non sono capaci di fare il loro mestiere. Quella è una disgrazia, oppure è una catastrofe voluta dall'uomo. Se andiamo a vedere poi dopo, poi ne parleremo con te Luciano, tutti gli sviluppi della SADE a quell'epoca che hanno confezionato, hanno dato in mano un'omologazione chiaramente fittizia e fasulla, perché sapevano che quel monte prima o dopo crollava oppure cedeva. Monte Toc già da quello la dice lunga. Ma ci sono dei processi che hanno stabilito le cause e soprattutto hanno stabilito dei colpevoli, quindi non ha veramente senso, addirittura è vergognoso che si diano questi messaggi. Cioè, il disastro del Vajont è stato provocato dall'uomo, da alcune persone che poi sono state condannate in una maniera lievissima in rapporto a quello che è successo e che ha causato la morte di 1910 persone e più, perché qui si contano le vittime proprio in quella notte, però poi sicuramente ci saranno delle persone che hanno perso la vita nelle giornate successive, nei mesi, forse negli anni successivi, subendo quelle che sono state le conseguenze di questo disastro. Luciano, tu mi dicevi una volta, qualche anno fa, Fallout 2, è impressionante, Hiroshima Fallout 1, cioè vuol dire lo spostamento dell'aria. La diga del Vajont ha procurato con l'ondata di acqua uno spostamento dell'aria superiore di due volte. Sì, questo è il dato che poi tecnico che risulta. Dobbiamo pensare che Longarone non è stato colpito direttamente dall'acqua, è stato colpito in un secondo tempo, quindi però la massa d'aria spostata ha fatto sì che venisse distrutto tutto quello che era nei paraggi. Ho visto l'altra sera un filmato, le immagini dei morti recuperati così completamente nudi, alcuni proprio distrutti nel fisico, quindi disossati, dobbiamo pensare, cioè, sinceramente le immagini sono anche crude da vedere, comunque documentavano la realtà. Noi non vogliamo entrare nella parte dell'horror, però adesso sentiamo la copertina, questo che ci ha detto Mauro Corona, per non dimenticare, perché mi pare che l'analogia, dottoressa, è l'11 settembre in America, giustamente, se ne parla, terrorismo vero e proprio. Non la sconvolge il fatto che un'autorità come Giorgio Bocca, insomma, continui a dire, ma non soltanto lui, anche Guzzati, insomma, ne hanno parlato, un sasso è entrato nel bicchiere, cioè, quel sasso ce l'hanno buttato ed è stata chiaramente una tragedia causata dall'uomo. Io non vedo tanta differenza tra un terrorista che si immola, tra virgolette, e fa quello che ha fatto nelle torri di Wall Zero, ma la stessa cosa è successa al Vajont. Sì, è bello ripetere la domanda che hai fatto prima, no? A chi giova? Diciamo che c'è una certa differenza, nel senso che negli Stati Uniti l'obiettivo era quello, uccidere più persone possibile, era un obiettivo quello proprio. Qui, come dire, pur essendoci dei colpevoli, non essendo stato un disastro naturale ma umano, sembra e vogliamo credere che l'obiettivo non fosse quello, no, di uccidere delle persone. Ecco, quindi la differenza e l'intenzione non è da poco, insomma, come differenza. Però è l'uomo che sa essere creatore ma anche distruttore, ahimè. La somma, abbiamo visto, sono le vittime. Io adesso partirei con l'intervista che abbiamo fatto a Mauro Corona, dalla regia, grazie. Il turista che viene a Erto deve trovare l'agevolazione del sapere, non confusione. La frana è lì, sono 4 chilometri, ha riempito una valle, ecco, ma non è la quantità. E che ormai di questo evento tragico si deve investirlo nel senso buono, che non succeda più, quindi fare di Erto Vecchia un'università per scienze forestali, geologia, scienze naturali, botanica, usarlo questo paese che sta andando in malora. Di Longarone si è tirata sulle maniche, aveva un centro importantissimo, quindi in qualche maniera anche forse gli interessi hanno fatto sì che insomma, in qualche maniera questa New Town
venisse fuori oggi è la bellissima Longarone che tutti conosciamo. Per Erto e Casso qualcosa di diverso, perché lì poi ci fu anche un referendum dove in pratica svuotò di fatto questa città. Coloro che sono rimasti un po' cornuti e mazziati, nel senso che non hanno avuto nessun contributo da parte dello Stato e addirittura si sono dovuti arrangiare per poter rimanere nel proprio diritto, nella propria città. Sì, beh, la storia è un po' lunga, cerco di riassumerla in poche parole. All'alba del 10 ottobre c'era stato l'ordine di sfollare il paese. Siamo stati trasferiti nei paesi vicini e c'era l'obbligo assoluto di non rientrare in valle. Questo obbligo è durato 9 anni. Questo obbligo, con numerose scappatelle da parte dei cittadini di Erto. Se dobbiamo pensare che nel 1970 il Presidente della Repubblica ha emesso una legge di indulto a favore dei miei paesani che avevano trasgredito la legge per cercare di ritornare a Erto e Casso. Quindi hanno conquistato il diritto con la forza non solo del pensiero ma anche mettendoci la forza delle braccia. Purtroppo in questi anni tutto è rimasto fermo, anche perché partendo dalla situazione prima del Vajont che non c'era pericolo per nessuno, il giorno dopo c'era pericolo dappertutto, quindi non si poteva rientrare ad Erto e Casso. A un certo punto nel 1966-67 si è ragionato di costruire il paese a un'altezza superiore a quella della frana in modo che non venisse inondato a quota 8,30, poi alla fine siamo riusciti a pensare di ricostruire il paese quello che c'è adesso e la ricostruzione è iniziata nei primi anni 70, 71, 72. Purtroppo in Friuli Venezia Giulia nel 76 c'è stato il terremoto del Friuli, quindi per quanto riguarda il susseguirsi delle pratiche così, i miei paesani sono rimasti indietro e hanno iniziato a ricostruire negli anni a cavallo tra i 70 e gli 80, che ci ricorderemo tutti erano gli anni dell'inflazione galoppante, e quindi il piccolo contributo che ricevevano dallo Stato serviva a fare le fondamenta di quella casa che doveva essere ricostruita completamente a carico dello Stato, e alcuni stanno pagando ancora adesso il mutuo perché si sono ricostruiti la casa. Diversa sorte è successa a Longarone. Io vorrei capire come mai, tu sei relativamente giovane, però come diceva Luciano ancora tanto tempo fa, che nelle famiglie non si parla di questo evento. I genitori non hanno tanto trasmesso volentieri questa catastrofe, quasi come una sorta, non lo so, non penso di vergogna, ma quel pudore che credo un'inconfessabile umanità che possa pensare che un'altra umanità possa arrivare a tanto. Io penso che uno spartiacque importante sia stato lo spettacolo, il monologo di Marco Paolini. Da quel 1997 poi il film Vajont siano stati 2 momenti in cui il Vajont è tornato di fronte all'opinione pubblica, e lì secondo me si è ricominciato a parlare di Vajont e alcune persone sono uscite allo scoperto, lo dico in maniera ovviamente positiva, non negativa, raccontando la loro storia, perché molti di loro avevano ancora veramente dentro di loro talmente tanto dolore, tanta angoscia per aver perso ovviamente genitori, figli, parenti, che tenevano dentro questo dolore. Io mi ricordo Renato Migotti, che è l'attuale presidente dell'Associazione Superstiti del Vajont. Io faccio il giornalista come professione, e la prima intervista che lui mi ha rilasciato me l'ha rilasciata nel 1996, quindi 33 anni dopo il disastro del Vajont, e quel giorno me lo ricordo come fosse oggi, aveva le lacrime agli occhi nel ricordarmi, nel raccontarmi tutti i suoi ricordi legati alla tragedia. Questo è un esempio, quindi a 33 anni di distanza una persona che poi, ripeto, attualmente è l'attuale presidente dell'Associazione Superstiti, mi ha raccontato la sua storia, cioè ha fatto pubblicare sul giornale la propria storia. Questo significa che
veramente, poi ognuno è soggettivo il discorso, secondo me, ognuno vive il dolore anche in questo momento, in questi giorni, a modo suo, e va rispettato perché ovviamente è una questione interiore e tutti siamo diversi, tutti l'abbiamo vissuta, secondo me l'hanno vissuta in maniera diversa. Dottoressa Francesca Baggio, può essere che un genitore non riesca a trasmettere questo evento tragico o per vergogna della stessa propria umanità? Cioè, vorrei dire, può essere che uno voglia tenere quasi protetto l'educazione, dire non te la dico perché non voglio neanche che tu possa pensare che c'è un'umanità talmente diabolica che per i propri interessi, per il proprio denaro, poi sentiremo ancora Mauro Corona, dove c'è il denaro, quantità di denaro, là si trasferisce, là si identifica veramente il vero demonio, da non confessarla. Sì, ci può essere una sorta di pudore e di timore di dire qualcosa che possa, sì, in qualche modo turbare l'idea anche etica, no, dell'uomo. Poi credo che molta sia la tristezza, cioè la sofferenza legata alla perdita, che probabilmente anche in certe culture viene vissuta in modo molto più intimo e introverso, cioè personale, diciamo, e meno esternata. Poi credo che lì la quota di rabbia sia anche molto elevata. La rabbia è l'emozione che proviamo quando sentiamo di aver subito, soprattutto ingiustamente, un torto, un'ingiustizia, quando sono stati violati dei diritti, eccetera. Per cui credo che le emozioni siano veramente tante e complesse, anche appunto da testimoniare e da comunicare. Luciano, quando c'era il nostro ex presidente Leone, disse una frase che è rimasta memorabile, che avrebbe pensato lo Stato a rimettere le cose a posto. Poi ci fu una sorpresa. L'avvocato Leone, che era presidente del Consiglio, se non sbaglio a quell'epoca, fu l'avvocato difensore della Sade. Purtroppo questa è storia, diciamo, quando arrivò Longarone disse le genti del Vajont avranno giustizia. Un mese dopo difendeva quelli che poi sono stati riconosciuti colpevoli della strage. Sindaco Padrini, ma poi dopo il processo si è svolto un po' dappertutto in Italia, si è concluso all'Aquila. Cioè, ironia della sorte, l'Aquila mi pare che in qualche maniera abbia subito lo stesso condimento di Erto, cioè le persone non potevano più entrare nelle loro case, addirittura violano la legge se entrano nelle loro abitazioni. C'è un caso soltanto di un signore, di un anziano che non ha voluto mollare, è rimasto là e si è messo a posto la casa e vive la sua vita in un centro desolato. È un destino stranissimo questo, che lega Longarone all'Aquila. Noi giovedì scorso abbiamo rinnovato dei patti di amicizia con alcune amministrazioni e comunità con cui ci sentiamo legati, ed è venuto a trovarci l'assessore alla cultura del comune di L'Aquila. Io sono stato l'anno scorso, ho visto proprio di persona quello che è stato il terremoto. All'Aquila si è svolto il processo, si diceva che per ordine pubblico non era giusto che il processo del Vajont fosse realizzato a Belluno, e quindi si scelse questa località. Lì c'è stato il processo di primo grado, c'è stato anche l'appello e si è concluso nel 1970, alla fine con delle condanne, come dicevo prima, piuttosto lievi. Cioè, paradossale che poi veramente ci sia questo legame. Poi nel 2009 è accaduto questo tragico terremoto all'Aquila, anche lì sono perse molte persone, fra l'altro un archivista che ha scritto un capitolo del libro sul dopo Vajont che l'amministrazione comunale ha realizzato è una delle 34 vittime del terremoto dell'Aquila. Lei ha raccontato tutta questa documentazione che è stata conservata nell'Archivio di Stato dell'Aquila, che adesso è stata trasferita a Belluno, ed è un lavoro sul quale sta lavorando la Fondazione Vajont, di catalogare tutta questa documentazione del processo dell'Aquila per poterla nel 2013 diciamo così, donarla all'umanità e quindi poterla pubblicare in internet e dare la possibilità a tutti di accedere a questi documenti che sono stati la preparazione di questo processo. In questa Italia, Luciano, negli ultimi 20 anni diciamo, Berlusconi ha avuto un rilievo pesante, insomma, in qualche maniera ha governato 13 anni su 20, quindi molti. Sono riusciti a fare due cose: uno, far vergognare i fumatori di fumare nei luoghi pubblici, quindi i fumatori sono diventati oggetto misterioso e quindi anche da portare a vil tenzone, non lo so come, ci si vergogna.
e quindi meglio i cocainomani, meglio i drogati, meglio le stragi del sabato sera piuttosto che fumarsi una sigaretta. Quello è una vergogna. L'altra vergogna sono i comunisti. Allora, siccome per me i comunisti italiani sono esattamente come i democristiani che hanno liberato l'Italia dal fascismo e quindi via discorrendo, vorrei dare una visuale un po' diversa. C'è stata una giornalista comunista che insomma ha dedicato gran parte della sua vita proprio per cercare di insomma, far elevare le coscienze, le quali insomma, erano affascinate dal miracolo economico, dall'energia elettrica. Noi non siamo contrari al progresso, ma il progresso dove si possa sostenere, non in questo caso mi pare. Sì, è vero. Beh, la Tina Merlin, a questo proposito lasciatemi fare una piccola parentesi, perché 20 giorni fa è morto Sante della Putta, che era colui che lavorava all'Unità di Milano e pubblicava gli articoli con grandi della Tina sacrifici. Merlin. E Sante della Putta era originario di Erto, è morto 2 mesi dopo i 100 anni, quindi ha vissuto una bella vita, mi piace ricordarlo. Io ho avuto la fortuna poi di conoscere la Tina Merlin, era una persona che aveva un grandissimo spirito, e devo dire che ritornando poi a quella che è la storia del Vajont, negli anni 55, 56, 57 sono nati dei comitati per la difesa della valle, cioè noi credo siano stati degli antesignani nella nascita di comitati proprio che spontanei che difendevano pensiamo adesso ai Notav, sono nati 50 anni dopo, no? Quindi credo che quel movimento d'opinione e quell'attaccamento che c'era alla terra in quel tempo ha fatto sì che nascessero, credo siano stati i primi verdi, diciamo tra parentesi, come comitato di difesa della valle. Purtroppo non sono riusciti a far valere le proprie ragioni, però sono rimasti di esempio proprio di battaglia, le battaglie chiamiamole verdi. Però sta di fatto che una donna di sinistra oggi debba essere ricordata come una donna che ha avuto una grande intraprendenza e soprattutto una voglia di essere libera e di non soggiogarsi ai giochi di potere. Come ha vissuto Longarone i momenti la diga del Vajont parte 20 anni prima, ma come hanno vissuto con dei nomi pesanti? Perché io credo, forse è una sciocchezza, Longarone è già insomma veneto in qualche maniera, mentre il Friuli anche nella lingua ci sono delle discrasie, vale a dire Vajont vuol dire mi pare va giù, Monte Toc va a Toc, vabbè là ci arriva pure un piemontese pirla come me, però voglio dire anche questo ha contribuito a dire ma scusate, ma forse i vecchi sanno qualcosa di più. Io sono convinto che però le paure più grandi le hanno vissute i cittadini di Erto e Casso rispetto a quelli di Longarone, perché hanno vissuto proprio il periodo di perdere soprattutto anche delle terre, e quindi è stato un discorso diverso secondo me tra Longarone e Erto e Casso. È certo che anche i longaronesi avevano delle grandi e forti preoccupazioni, e Tina Merlin secondo me ha fatto un lavoro straordinario, purtroppo invano. E tutto il merito che lei ha avuto sicuramente poi alla fin fine non si è riuscito a concretizzare perché non è stata ascoltata lei, non sono stati ascoltati i cittadini, perché tutti sapevano che quella montagna sarebbe prima o poi scivolata nel lago, e bastava almeno evacuare quei territori, il paese di Longarone, per salvare almeno le vite umane. Si sarebbero perse le case, ma almeno non avremmo dovuto piangere tutte quelle persone. Ecco, quanto conta ancora oggi, a distanza di 48 anni, nelle famiglie quel ricordo? Perché io credo che sia talmente forte e indelebile che ancora oggi si debba respirare in qualche maniera. Ma io che la vivo in prima persona dal 2009 che sono sindaco di Longarone, c'è veramente una fortissima emozione, una grande partecipazione in tutte e due le cerimonie, quella civile e poi quella religiosa che si svolge al cimitero delle vittime di Fortogna, con queste persone che piangono ancora i loro morti. E mi è piaciuta la dottoressa prima, secondo me, ha veramente disegnato e dipinto quella che è proprio la realtà di queste persone, di questo vivere il dolore in maniera interiore, in maniera diversa l'una dall'altra. E sono aspetti importanti, ma quello che mi preme dire soprattutto è che noi abbiamo veramente un compito, quello di trasmettere
la memoria e il non dimenticare le giovani generazioni. Quindi bisogna lavorare nelle scuole, perché veramente io ho il terrore che fra 15, 20, 30 anni, quando non ci saranno più superstiti, non ci saranno più sopravvissuti, il Vajont venga dimenticato. Quindi dobbiamo veramente lavorare affinché tutti conoscano, e torniamo ai discorsi fatti proprio all'inizio di questa trasmissione, che tutti conoscano la verità del Vajont. E noi abbiamo il dovere veramente di portarla avanti e di farla conoscere. Mauro Corona dà delle idee su quello che potrebbe essere il futuro di Erto e Casso con un'università. Lì c'è la frana più grande del pianeta, quindi non è detto che non succedano più. Le vediamo tutti gli anni, 2 gocce in Italia, e chiaramente ci sono dissesti idrogeologici, le montagne vanno giù, le franano le strade, quindi crediamo di avere veramente un gap abbastanza lungo da accorciare, perché ancora non sappiamo esattamente come gestire il nostro territorio. E francamente ci pare anche ovvio che qualcosa bisogna fare, potrebbe essere questa un'alternativa importante a ridare a Erto quello che hanno tolto tanti anni fa, compresi gli amici di Longarone. E poi dopo facciamo partire l'altro assaggio, l'altra intervista sempre a Mauro, su come si deve andare in questi paesi. Io tante volte passo tra Longarone e vado a Erto e Casso e qualcosa mi commuove anche perché so bene la storia, ma non vado certo da turista e lo lascio dire a Mauro Corona. Organizzare il pellegrinaggio, nota che non dico turismo a Erto, il pellegrinaggio, allo stesso modo che si organizza Lourdes o il Cammin de Compostela o giù da Padre Pio, anche qui si deve, invece non c'è un parcheggio laggiù alla diga, si possono fare dei parcheggi, il posto c'è lassù dove c'erano le baracche degli operai, insomma il turista, il pellegrino, scusatemi, non deve venire qui e dire è un casino, sono disorganizzati, no, deve venire lì con le guide, con dei percorsi nel Paese Vecchio. Qui c'era la bottega del Fabbro, qui c'era la casa dove venne assassinato alle spalle il mitico contrabbandiere che aveva il motoscafo sulle coste di Marsiglia, cioè rendere interessante questo pellegrinaggio nella memoria, ma non per nostalgia, per conoscenza, che è diverso. È caduto, si diceva una volta, è caduto un sasso e questo sasso ha fatto danni. No, l'ha detto Buzzati questo. Buzzati faceva meglio a tacere e scrivere romanzi. Il sasso non è caduto nel bicchiere, come disse lui, e l'acqua è uscita sulla tovaglia. Il sasso ce l'hanno buttato, e questa è la differenza. Buzzati era un grande romanziere, ma un cattivo scrittore di Vajont, come lo è stato Giorgio Bocca, come lo è stato Montanelli. Imputavano alla disgrazia. Perché? Perché erano schierati tutti. Francesca Baggio, dottoressa, erano schierati, a me fa venire i brividi tutte le volte che sento, ed è datata questa intervista e pare che l'abbiamo fatta proprio oggi. Intanto per fare i parcheggi ci vanno i danè e quindi credo che voi danè che ne avete tanti pochi, Però lui dice una cosa, bisogna andare in pellegrinaggio, era per quello che dicevo io prima, quando io arrivo già e vedo i primi paesi vicini a Longarone, comincio ad avere uno spirito diverso, non riesco neanche a essere gioioso, vado con uno spirito pellegrino. Lo spirito di questa trasmissione, abbiamo tolto completamente la pubblicità proprio per dare risalto a un evento che crediamo sia commovente e sia anche da far riflettere, come credo che da telespettatore che quando si trattano dei temi duri da digerire, anche drammatici, ci mettono la pubblicità, credo che sia un insulto e questo lo credo per tutti. Quindi noi nel nostro piccolo lo facciamo in primis, però andare con spirito pellegrino. Sì, è bella questa cosa della pubblicità, nel senso che torna al tema della consapevolezza di cui parlava Corona, della non dimenticare di cui parlava il sindaco. A volte la pubblicità appunto serve anche a quello, no? Staccare, fare uno stacco che faccia cadere l'emotività del momento, ha anche questo come scopo. A volte vogliamo dimenticare delle cose perché ricordarne alcune è scomodo, a volte è la coscienza, ci sono proprio delle rimozioni, si dice in gergo, no? Quando uno ha subito un trauma spesso per tanti anni non lo ricorda o per lunghi periodi, fino a che poi qualcosa riaffiora alla coscienza, spesso in modo scomposto, eccetera.
Qui credo che come società non dobbiamo permetterci il lusso di dimenticare, perché essendo stato un errore umano si può ripetere e non si deve ripetere, per cui credo che sia un dovere quello di non far cadere nell'oblio e far conoscere la verità, come si diceva. Un balzello indietro, torniamo alla Sade che ha confezionato questa opera per darla alla Enel, in pratica è come se Argesi Nicola compra un manufatto e se lo rivende in pratica ad Argesi Nicola. È quello che più o meno è successo, Sindaco Pezzini. Sì, questa poi è, come ripeto, storia documentata, erano anni in cui questo si poteva fare, magari adesso Lo stesso? Adesso lo stesso, quindi non è cambiato nulla nella storia. Bisogna essere franchi, non bisogna neanche contarsi le bugie. Più di questo punterei sul fatto, come ripeto, i miei genitori non mi hanno mai parlato di quello che è Vajont, però mi hanno parlato di alcune cose che succedevano prima, quella degli espropri, della forzatura, dell'arrivo dei signori che negli anni 60 facevano paura quando sentivi la parola avvocato o notaio gente o dottore. Di contadini, insomma, non sono abituati. Contadini. In più preme sottolineare il fatto poi che tra l'altro le sponde del lago erano i terreni più produttivi del paese e molta gente ha dovuto andarsene via fisicamente dal paese quando sono stati espropriati della terra, perché non avevano più nulla di che vivere. Quindi il Vajont per loro è iniziato addirittura 10 anni prima rispetto agli altri. Poi, come sappiamo, l'ondata degli espropri è stata doppia, perché inizialmente la diga era prevista alta la metà di quella che poi è stata la diga finale, quindi diciamo che passata la prima ondata di espropri qualcuno si era tacitato, poi quando hanno deciso di alzare la diga, di raddoppiare l'altezza della diga, che andava proprio a prendere completamente tutti i terreni fertili, tutti i terreni dove la popolazione contava per portare a casa il pane la sera, in quel momento proprio è stato il momento più brutto, credo, della storia di Erto e Castro. Riparlando poi di tragedia annunciata, ho la copia che abbiamo stampato su cartolina del telegramma che la Sade ha inviato l'8 ottobre al comune di Erto dicendo possibili frane non transitare lungo le sponde del lago. Quindi in quel momento sarebbe bastato avere forse un attimo più di coraggio in più e dire ragazzi miei, qui rischiamo la pelle, cerchiamo di salvare più gente possibile. Padrini, prima lo hai accennato, se avessero avuto perlomeno questi signori, e io credo che questi signori, dal Piaz, tutti sono morti, sepolti, ma credo che comunque siano ancora vivi uomini che nella catastrofe giovano, anzi ridono. Abbiamo sentito quella telefonata sconvolgente di due imprenditori che ridevano sul terremoto dell'Aquila dicendo a me mi fa da ridere, almeno adesso facciamo soldi, possiamo costruire. Cioè, credo che l'uomo superi se stesso nella maleficità, si può dire, ma siamo malefici. Cosa sente uno di Longarone che poi dopo alla fine avete contato 1300 passamorti? È il lato più brutto dell'uomo, sicuramente, la voglia di potere, la voglia di denaro, l'avidità, la voglia del profitto che va sopra tutto e tutti. Questo è il Vajont, è aver costruito una diga in un luogo dove non doveva essere costruita e aver cercato di soprattutto ricavarne del denaro a fronte della possibilità di distruggere famiglie, abitazioni, edifici, perché tutti sapevano che quel luogo non era il luogo adatto, tutti sapevano che il Monte Toc prima o poi si sarebbe mosso perché era di una consistenza troppo fragile perché riuscisse a sopportare la presenza di un lago così alto. A Nova era stato fatte anche delle prove che poi si sono rivelate completamente sbagliate
e lì è stato, penso, l'ultimo tentativo forse per mascherare ulteriormente quella che era questa tragedia annunciata, e l'uomo è capace di questo e noi dobbiamo combattere questa avidità dell'uomo e dobbiamo farlo veramente in tutti i modi, puntando sulla prevenzione. In questo momento a noi non ci resta da fare altro che purtroppo piangere i nostri morti, però avere la forza di guardare avanti e guardare al futuro. Dottoressa Francesca Baggio, non è facile parlare, evocare momenti drammatici, ma cercare di attualizzarli in qualche maniera, perché, come dicevo prima, non sono morti. Cioè, le persone che vogliono guadagnare soldi alla faccia sono vive tutt'oggi, le vittime sono sempre le stesse, quindi io credo che quei 2000 morti di Erto e Casso e Longarone sono dei possibili morti nel 2012, nel 2011, nel 2012, quindi voglio dire, uno psicoterapeuta che ha a che fare tutti i giorni con questa natura matrigna che alberga in tutti noi, come fa? Sì, difatti diciamo che dentro di noi, in un senso micro, diciamo, ci sono, no, appunto le parti più buone, siamo capaci di grandi cose, le emozioni più pure, più pulite, più generose, più altruiste, però anche l'avidità, l'invidia, la gelosia, come ci sono, diciamo, a volte in senso lato anche tra le persone. Quindi credo che essere ingenui e far finta che non ci siano sia scorretto, a parte professionalmente, ma anche proprio come esseri umani. Credo che l'importante sia sapere che l'avidità c'è, la cattiveria c'è, il limite umano c'è, l'errore c'è, però ecco, mi ha colpito questa cosa del telegramma. Spesso poi è il non voler vedere queste parti, no? Non voler accettare i propri errori, non voler tirare indietro quando ormai ci si è esposti troppo, e quasi quello è diabolico, no? C'è il detto che errare è umano e perseverare è diabolico. Forse lì, ecco, possiamo molto giocare, non tanto sull'evitare di sbagliare, perché forse non saremo uomini se, ma sul non perseverare nel momento in cui ci accorgiamo di cose negative o dannose per noi o per gli altri, per cui la prevenzione entra in gioco a questo punto, e credo che anche questa trasmissione voglia in qualche modo, no, essere uno spunto di coscienza e anche per cercare di attualizzare un problema che c'è tutt'oggi. Quello che mi fa venire in mente gli autori, i protagonisti, diciamo coloro che in qualche maniera hanno innescato la miccia, tanti andavano in chiesa, pregavano molto, poi dopo hanno pregato ancora molto, e mi piace far sentire questo passaggio, l'ultimo passaggio di Mauro Corona, dipingendo un po' quello che in 4 parole è successo a Erto e a Casso e di conseguenza a Longarone. Sentiamo. Tutti vanno a Cortina, perché non si deve venire anche qui? Perché fa moda essere a Cortina, perché qualche VIP non viene anche a Erto? Perché Erto tira un'aria sottile, come scrisse John Krakauer. Erto non è per tutti. Coscienza ormai hanno allenato l'umanità a non averne più. È stata asportata da un chirurgo infame, che è questo perbenismo, che è questa recita, questa tecnica delle apparenze, questa ricerca del denaro, del successo, dell'io sono. E quindi questo chirurgo infame ha operato bene e ha tolto la coscienza agli uomini. Oggi non c'è più il senso del pentimento o della responsabilità. Oggi tutto è possibile. 10 minuti la gente dimentica un omicidio. Per cui la coscienza era quel freno naturale, io dico un po' di più, anche che veniva dal cielo e era ascoltato, mediante la quale la coscienza, l'uomo cercava di stare su binari naturali, guarda che non ho detto legali, sui binari della naturalità, dell'istinto buono. Oggi la coscienza è stata cancellata. Io ho scritto il libro Vaillant, quelli del dopo, sono stato attaccato dalla destra, dalla sinistra, dal centro, dall'alto, dal basso, perché ho detto delle verità. Siccome la verità non è schierata, quando la dici ferisce, punge coloro che si sono schierati. Capisci? Ho spalle buone, sopporto, ma per dirti, sono stato inviso e dilaniato da destra a sinistra, dall'alto al basso, perché ho menato fendenti a tutti.
E così oggi anche le TV, non solo la tua o la vostra, ma quelle nazionali e quelle private di un certo livello, vedi Berlusconi, sono schierate. Per cui non puoi dire la verità, perché ti rischi di offendere, anche i giornali sono schierati, ma allora dove andiamo? C'è qualcuno che può dire buongiorno senza essere schierato? Non vorrei andare oltre, perché dove c'è il denaro, lo disse Steiner nel 23, arriverà Satana in forma di soldi, di denaro, nel 23 lo dice. Se il privato non può farcela salvare Erto, perché non ha soldi. C'è gente che ha 3 figli a scuola con una paga sola. Deve intervenire lo Stato, deve mettere a posto sto paese, usarlo come fare una grande università per scienze forestali, geologia, abbiamo la frana più grande del pianeta, e nel giro di 40-50 anni si recupera l'affitto, le spese fatte. La casa rimane sempre tua, però per 50 anni la gestisco io che sono lo Stato. Ma non gliene frega niente allo Stato di Erto. E sai perché? Perché tutta la Valcellina porta sì e no 1800 voti. Ecco perché non gliene frega niente a nessuno. Non gliene frega niente a nessuno molto trascendentale, trascendeva proprio da quello che è, diciamo, forse la nostra umanità. Noi ci sentiamo un po' piccoli davanti a questi giganti delle lobby. La Valcellina però è patrimonio dell'UNESCO oggi, quindi forse non saranno più quei 1600-1800 voti, ma potrebbero diventare un peso politico da spendere in maniera differente rispetto a ieri. Usciamo proprio dalla visita dell'ispettore UNESCO, è finita sabato scorso e siamo stati promossi a pieni voti, l'intero sistema UNESCO Dolomiti comunque. La Valcellina fa parte del 4º dei 9 sistemi, quindi dal punto di vista per quanto riguarda l'aspetto della manutenzione del territorio, del wildness, come si usa dire adesso, siamo stati promossi a pieni voti. Io a volte penso che se è rimasta la natura così incontaminata è anche per il fatto che molti se ne sono andati, quindi abbiamo avuto la fortuna di poter mantenere la natura com'è, ma secondo me dall'altro lato c'è la sfortuna che siccome non c'è il numero di abitanti che c'era 40 anni fa, è ovvio che non abbiamo più toccato il territorio come poteva essere toccato se ci fosse il numero, certo, rimasto il numero di abitanti. Questo. Però una università a Erto e Casso potrebbe essere un buon viatico, anche un buon volano per tutta quanta che è la Valcellina, ma non soltanto, potrebbe gioire e giovare un po' tutto il sistema Italia. Ma io penso che tutti i nostri territori possono essere meta di ricerca, di studi, e su questo stiamo anche lavorando, perché in prospettiva 50° del Vajont ci sono moltissime iniziative sulle quali tutti ci stiamo impegnando, e i comuni di Erto e Casso, Longarone e anche di Castellavazzo e Vajont sono coinvolti in una serie di iniziative che vogliamo portare avanti e che sono legate da un lato al ricordo, a far conoscere a più gente possibile quella che è stata la tragedia del Vajont, e dall'altra proprio coinvolgere le scuole, le università. E su questo, ad esempio, tra le iniziative che stiamo definendo abbiamo avuto la richiesta dall'Ordine Nazionale dei Geologi di organizzare un evento internazionale di studi e ricerca proprio sulla frana del Vajont. Con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile stiamo mettendo a punto il primo raduno nazionale di protezione civile, perché la protezione civile italiana è nata all'indomani del disastro del Vajont, e quindi riteniamo sia opportuno fare un po' il punto della situazione, ma non un raduno diciamo così all'alpino, che comunque è positivo e ben venga. Io poi ho fatto l'anno scorso il mio primo raduno degli alpini e ho veramente avuto delle emozioni incredibili e indescrivibili. Sono d'accordo. Ma fare anche un qualcosa di più. Con il Dipartimento stiamo lavorando affinché Longarone e Erto diventino il punto d'arrivo di un percorso che inizierà il prossimo anno legato alla protezione civile, per migliorare quello che è il sistema, che comunque è uno dei migliori al mondo.
Protezione civile che insomma in qualche maniera a Croce Delizia all'Aquila ha funzionato a corrente alternata, sembrava quasi uno stato di polizia, anche perché poi mi pare che questo governo abbia messo tra le clausole dell'emergenza con grandi eventi. Questi grandi eventi hanno dato diritto alla protezione civile di avere un potere esagerato e credo che questo non vada bene, Sindaco Pezzini. Sì, dobbiamo distinguere. Perché parlando degli alpini... Io lavoro, parlando del lavoro sul campo, io considero la protezione civile quella massa di volontari che... All'alpini, che dà il proprio parte o interamente del proprio tempo libero per aiutare gli altri. Ed è una cosa. Io devo dire che fortunatamente vivendo in Friuli Venezia Giulia abbiamo una protezione civile che credo, voglio dirlo, è la migliore che ci sia minata in Italia. dalle disgrazie, com'è strutturata, certo. È così. È ovvio che è nata da due disastri, dal Vajont, i primi focolai, e sicuramente dal terremoto del Friuli. Si è strutturata in maniera precisa, puntuale sul territorio, anche controllando il territorio, perché nella sala operativa della nostra protezione civile ci sono in tempo reale tutte le situazioni di rischio delle frane del Friuli Venezia Giulia. Sono monitorati anche dal punto di vista meteorologico tutti i paesi del Friuli Venezia Giulia, quindi devo dire che purtroppo, avendo subito due catastrofi, ci si è attrezzati. Abbiamo visto che però negli anni susseguenti, mi pare nell'85 stava, ma ce ne sono tanti altri disastri. Ecco, se si ha questo tipo di controllo e fosse esercitata su tutto il terreno, diciamo così, italiano, ma dove c'è Alpi oppure Prealpi, potrebbe essere qualcosa di importante. Allora potremmo dire stiamo facendo un buon servizio anche con questa trasmissione, Sindaco Pedrin. Ma io mi legavo, pensando a quello che ha detto il Sindaco Pezzini, a uno dei patti di amicizia che abbiamo rinnovato nei giorni scorsi con il comune di Tempio Pausania, che è un comune della Sardegna che ha vissuto nel 1983 un incendio di proporzioni enormi che ha provocato la morte di 9 persone, il ferimento grave di altre 6. E loro ci hanno chiesto: uniamoci per non dimenticare, ma per fare prevenzione. E mi hanno raccontato che proprio quell'incendio, da quel giorno, le cose sono radicalmente cambiate. Sul territorio si è fatta più prevenzione, si è lavorato molto nelle scuole, con il Corpo Forestale dello Stato, sono nate delle associazioni. Adesso, se si verificasse un incendio di tali proporzioni, la gente sarebbe sicuramente più preparata ad affrontare una situazione del genere. È chiaro che l'imprevedibile del Vajont non ha nulla a che fare con un incendio doloso o qualunque genesi possa esso avere, però è per capire che io mi auguro che anche il Vajont possa aver almeno insegnato qualcosa. È nata la protezione civile, c'è stata un'esplosione di solidarietà e questi sono comunque dei valori positivi che nascono da una tragedia di queste proporzioni. Quindi io dico, nel dolore più grande, soprattutto di queste persone che non si riuscirà mai a lenire, cerchiamo di tirar fuori magari quel qualcosa di positivo, e questo qualcosa di positivo, proprio come diceva prima Luciano, nasce proprio da questo impegno di questi volontari alpini, protezione civile. Io in questa trasmissione, dottoressa, di solito ho invitato anche tanti amici della Lega, e le spiego perché. Prima guerra mondiale, insomma, c'è stato un sacrificio, siamo stati occupati, insomma, l'Italia si è dovuta difendere, tanti giovani, 19enni, 20enni hanno sacrificato la loro vita per la nostra libertà. Oggi nei testi di scuola quasi sono diventati del materiale obsoleto, oppure addirittura di poco conto, quindi la memoria, come diceva prima il Sindaco Pedrin, in quel caso la stiamo proprio abolendo. Non vorrei commettere lo stesso errore per il Vajont, perché comunque l'Italia è una. Poi dopo, se gli amici della Lega continuano a dire che l'Italia c'è la Padania, io ricordo che più di un mese fa, in occasione del giro della Padania, ho detto la Padania non esiste, sono contento che lo ha ripreso il nostro Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il quale ha detto non esiste perché è la realtà. Allora fare una politica sulle cose che non esistono, insomma, sembra che non paghi, perché non è la politica l'uomo, il cittadino che si è allontanato dalla politica, ma credo che la politica si allontana a 1000 miglia oramai dai cittadini.
Quindi queste cose bisognerebbe far chiarezza e insegnarle anche nelle scuole. Sì, la realtà, no? Quello che dicevamo prima, non la pubblicità, ma il dato reale. Diciamo che spesso chi ha lavorato, ecco, le masse di persone che si sono mosse spesso hanno poca voce e quindi siccome nel nostro paese sembra che chi ha più voce e più spazio sia Noi facciamo parte di quegli sfigati, che poca però voce. una voce sono Ma questa riusciti a puntata so trovarla. che sono tantissimi che la guardano e quindi Ecco, una per vocina cui, un po' più. Ecco, mi piace la cosa che si diceva prima, anche una morte può portare un frutto, no? Anche una tragedia può avere un senso proprio se dà nuovi semi e nuovi spunti. Se da un errore io cerco di recuperare, se da un lutto crea una condivisione, cioè credo che poi, ecco, questa dovrebbe essere una nuova diga da non tenere chiusa, quella della sofferenza, quella del dolore, ma proprio quello di dare voce anche alle cose belle che si possono avere anche in una tragedia così, per cui sì, dare voce, fare prevenzione, mettere assieme le risorse perché anche queste cose, a parte non risuccedano, ma anche smobilitino ecco, amicizie, sentimenti positivi e voglia di costruire. Come diceva Mauro Corona, quella coscienza che oramai pare sia perduta, no? Alla fine noi ci dai la Ferrari, ci dai il campionato di calcio, ogni 3 giorni una partita, insomma può succedere quello che si vuole ma dopo 10 minuti ce la siamo dimenticati, Luciano. Sì, quello è vero, comunque in ogni caso io vedo, ho avuto opportunità di parlare con tanta gente, noi abbiamo veramente un numero impressionante di visitatori sul Vajont, però continuamente ritorniamo sui punti di dover rispiegare il tutto. Questo è una cosa che non riesco a concepire, perché io credo che negli ultimi 10 anni sulla diga sia passato più di 1 milione di persone. Credo che almeno questo 1 milione di persone sia riuscito a parlare con altri. Scusa, quello che non capisco io però 10 milioni di persone li abbiamo raggiunti. Ecco, torniamo al punto di partenza. C'è qualcosa che non torna o c'è una volontà proprio per deviare quella che è la storia oppure non riusciamo a farci capire bene. Senza dire nomi e cognomi, che è anche spiacevole. Mi raccontava una superstite del Vajont che un paio di settimane fa è andata a Roma a ascoltare un'udienza del Papa e un politico gli ha chiesto: ma lei da dov'è? Io sono da Longarone. Ma dov'è Longarone? È in provincia di Belluno, sa il luogo del Vajont. Il Vajont? Cos'è il Vajont? Cioè, di fronte a queste Io voglio prendere lo sgabello e andare via. No, ti viene da pensare che veramente significa che ancora il Vajont non è conosciuto. E quindi, al di là dei messaggi fuorvianti e distorti che vengono dati da penne, ripeto, famose del giornalismo italiano, che ci danno veramente qualcosa di assolutamente fuori dalla realtà, ci troviamo di fronte veramente ancora tante persone che non conoscono il Vajont. E quindi noi, per primi, abbiamo il dovere di cercare, attraverso anche delle iniziative, attraverso dei messaggi che dobbiamo comunque lanciare forti, far conoscere questa tragedia affinché non si ripeta. Luciano, però una domanda voglio farti, poi mi continui con il tuo discorso. Io vedo tanta gente che viene anche sulla diga, va sulla diga, guarda, si commuovono un po', poi prendono la macchina, la maggior parte gira i tacchi e va via e non lascia un centesimo. Io sto pensando 1 milione di visite, ma per la carità di Dio come un rimborso morale, come si vogliono far pagare Venezia 15 euro per entrare, ma un rimborso morale, uno vuol vedere, devi pagare la storia, tu la storia devi pagarla, hai capito? Se vuoi sapere qualcosa. Cioè voglio dire, 1 euro a testa. No, beh, diciamo che ultimamente stiamo facendo un servizio di visita guidata, ovviamente a pagamento, abbiamo scelto 5 euro a persona. Ma mi pare il minimo, ragazzi. Rimborso dei costi, così. Dimenticavo una cosa che abbiamo parlato di memoria, ma ci siamo dimenticati della cosa più importante forse, e anche che ci delude di più da sindaci del Vajont e da italiani, perché il 14 giugno di quest'anno è stata approvata una legge che istituisce la giornata del 9 ottobre come giornata della memoria
dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo. Cioè, questa parola incuria che ha voluto mettere il nostro Parlamento ci ha veramente fatti ritornare al una mazzata sulle ginocchia. Per non dire... Certo, ecco, ma voglio dire, mi piacerebbe ci fosse qua un avvocato, se si potesse procedere anche per millantato credito, perché voglio dire, questa l'incuria l'ho seguita anche sulle pagine web, però insomma pochi hanno dato rispetto. Dottoressa, parliamo di oltre 2000 morti, perché poi a me non piace fare il 1910, ma quei 2000 morti sono poca cosa, la morte è un atto finale, uno bene o male si rassegna, quello che non si rassegna l'umanità è il depotenziamento che ne ha e ne deriva da un fatto tragico come quello del Vajont, causato per mano dell'uomo, perché se fosse un effetto naturale bene o male ci si rassegna e si supera. Quando il dramma è portato da veri omicidi, allora la cosa diventa pesante, perché intanto si depotenzia una società, 500 bambini morti che potrebbero essere stati una risorsa per questa società. A me viene da pensare che in quei 500 bambini forse uno sarebbe stato un genio, avrebbe portato chissà che cosa. Cioè queste cose bisogna cominciare a dirle e cominciare anche un po' a offendersi e trovare una chiave che sia di lettura, lei è più capace di me, da poter entrare nei cuori e nelle coscienze delle persone. Sì, bisogna anche sapersi indignare, no? Perché anche in un'altra trasmissione emergeva questa cosa, invece forse qualcuno tende a, appunto quel chirurgo di cui si parlava prima, un po' a far zittire gli animi e le coscienze, invece sì, la capacità di indignarsi, perché è vero, un lutto è prima di tutto un lutto per la famiglia ovviamente, cioè per i cari che rimangono senza, no? Con un buco nella loro famiglia, nella loro storia. Però è un lutto anche per la comunità, perché per tutto quello che non è possibile che quella persona faccia e dia. E quindi sì, indignarsi veramente dovremmo farlo, ma appunto non per fare i cortei fine a se stessi, no? Ma per dire che questo porti frutto, che questo abbia un senso, che quelle vite, ma non solo su un fronte di rabbia, ma di costruzione e di condivisione, continuino a fare frutti, anche se non quelli che avrebbero potuto dare e fare. Sindaco Padrini, siamo in chiusura. Voi vi siete beccati una montagna di acqua a oltre 100 metri, quindi un dislivello di oltre 300 metri da dove è la diga fino a Longarone. In due parole, a farla capire alla gente che sta seguendo questa trasmissione, vedere una cosa del genere. È l'Apocalisse, è qualcosa che non va dimenticato proprio perché penso sia la fine del mondo per coloro che l'hanno vissuta. Per chi ha visto il film Vajont forse si riesce in parte a capire quello che è stato e quello che alcune persone comunque hanno visto, perché alcune persone che si sono salvate hanno visto questa onda gigantesca. Io penso che il risultato sia stato il dopo, al di là di questa onda è la desolazione, la distruzione, quest'acqua, questo fango che lentamente scorreva verso valle, che ha portato via un paese, ha portato via famiglie intere. Questo penso sia l'immagine più cruda che rimanga dentro i nostri cuori e che non si cancellerà mai. Questa era la Longarone dopo quelle 22:39 del 9 ottobre 1963. Tante vittime, tanti morti non ci sono nelle loro tombe, la maggior parte. Eh sì, alcune non sono state trovate, poi aggiungerei anche i bambini mai nati, perché c'erano anche delle donne incinte che hanno perso i loro figli e queste sono delle vittime che andiamo ad aggiungere al numero di prima. Famiglie che hanno perso tutto e chi è rimasto ha il dovere giustamente anche di esprimere tutta la propria rabbia, come diceva giustamente la dottoressa prima. Alcuni di loro a quasi 50 anni di distanza questa rabbia hanno ancora dentro ed è giusto anche rispettarla. Roberto Padrini, lei mi ha commosso oggi perché abbiamo iniziato in una maniera e man mano che si andava avanti con la trasmissione c'è una certa cupezza nel suo discorso, vuol dire che ha sentimento e quindi la cosa vuol dire che ha funzionato bene. Luciano, e te siamo amici da tanti anni, una nota piacevole è quella che vi vede uniti su un progetto nel 2013, mi pare, far arrivare una tappa del Giro d'Italia. Sì, diciamo che
anche lo sport è veicolo progetto. riconoscenza, e quindi credo che questa, poi da sportivi lo sai benissimo come amo il ciclismo, lo sai benissimo che sono deluso da come sta andando il ciclismo in questo periodo per i vari problemi di doping, però se mi ricordo bene quando ho fatto la prima prefazione alla tua gara, ho ancora nella memoria, c'è un uomo solo al comando, la sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto. Ecco, io faccio un invito agli organizzatori dell'RCS, come siamo riusciti noi a fare per 4 anni una gara a Bassano-Vaionte pro bono, senza chiedere soldi ai contribuenti e ai comuni, sarebbe bello, è un gesto anche apprezzabile che l'RCS in sintonia, in sinergia con il governo italiano, possa far venire la tappa a Longarone e a Erto e Casso pro bono, senza chiedere una lira, perché credo che voi abbiate già dato. Vero, dottoressa? Sarebbe una bella chicca, noi la buttiamo qua, poi dopo qualcuno l'avrà ascoltata. La raccoglierà. Io ringrazio Luciano Pezzin, sindaco di Erto e Casso, ci vediamo presto. Anche te, grazie Roberto Padrin, sindaco di Longarone. Dottoressa Francesca Baggio, è sempre un piacere averla con noi. Grazie, con questa alla trasmissione è proprio tutto, abbiamo cercato di raccontare una storia d'Italia che non è certo tra le più belle storie, ma è soprattutto la storia da ricordare come emblema della nefandezza umana. A Erto e Casso è successo questo nel 1963, era il 9 ottobre alle 10:39. Più di 2000 morti sono morti, più di 2000 persone sono morte, e noi comunque, anche se conduciamo una trasmissione con il taglio giornalistico, le abbiamo nella coscienza tutti, perché coloro che si sono macchiati di quel delitto sono morti. Però certo che per noi è viva ancora, diciamo così, la voglia di dare un risarcimento a queste persone e a questa terra, una terra veramente bellissima. Erto e Casso non è una montagna per tutti, bisogna meritarsela. Ha ragione Mauro Corona quando dice che per andare a Erto e Casso e sentirsi un po' ertani, forse in qualche maniera bisognerebbe chiedere la residenza e viverci un anno intero. Grazie ai nostri ospiti, buonasera, alla prossima settimana.